Salve, complimenti, sono qui, complimenti per i vostri pezzi. Sarebbe facile, in molti casi lo è, fingere di parlare la propria tradizione sbocconcellando qua e là qualche luogo comune. Voi non lo avete fatto, voi non avete semplicemente detto qualche cosa che avevate così tra le fauci in quel momento, avete ruminato, avete messo insieme l'antico e il moderno, e secondo me, e questo lo dico soltanto per rendervi merito di questo, non per fare una domanda, voi rappresentate forse la parte migliore del Veneto, e vorrei dire quale parte migliore del Veneto, quella di cui parla un vostro scrittore, che è l'autore del libro Cuor di Veneto, che scrive a un certo punto: i veneti che mugugnano ma sgobbano, che protestano contro la rapacità dello Stato ma pagano le tasse, che sognano l'indipendenza ma non si appellano mai a vallate in armi, che si mostrano sospettosi con gli stranieri ma che ne accolgono più di qualsiasi altra regione d'Italia. Questo tipo di Veneto a me sembra emergere dalla vostra musica, e penso che la qualità sonora che avete offerto questa sera sia anche il segno che non è solo un sogno, ma è anche qualcosa che si trasfonde in una tecnica estremamente raffinata. Grazie. Buonasera, sono qua nel mezzo. Io mi soffermo più sull'elemento musicale proprio. Noi vi avevamo conosciuto qualche anno fa e vi ritroviamo stasera in una formazione un po' modificata dal punto di vista della orchestrazione, e sottolineo il piacere di vedere 5 musicisti sul palco, perché considero anche te cioè, oltre che musicista anche a livello vocale un elemento musicale aggiunto, e che parlano la stessa lingua, una lingua, e riscoprire la bellezza di una lingua complessa anche sul palco, e tutto questo con grande leggerezza e apparente semplicità. Come vi siete conosciuti? Perché non capita tutti i giorni, no, di riuscire a essere così ben sincronizzati e in simbiosi, sembra, sul palco. Beh, il progetto della piccola bottega Baltasar inizia una decina d'anni fa, quando stavamo completando gli studi universitari, che io non ho completato peraltro, forse anche a causa della musica, non lo so, o di altri motivi, vabbè. Abbiamo iniziato questo percorso. Diciamo, una delle cose che ci piaceva che appartenesse a questo percorso era l'idea di fare di un gruppo musicale un collettivo di persone, e quindi lavorare in una maniera, come dire, di tipo cooperativo, se così si può dire, in maniera anche piuttosto anarchica, senza un capo riconosciuto vero e proprio, però mettendo a disposizione ciascuno dell'altro le proprie competenze. Per cui il progetto è nato attorno a quest'idea, ed è singolare che dopo ormai diversi anni, insomma una decina d'anni ormai, ci ritroviamo a essere con la stessa formazione. Io credo che le difficoltà esterne hanno fatto in modo che noi ci compattassimo, insomma, e rimanessimo uniti, perché quello che noi facciamo nel posto da cui veniamo, insieme naturalmente ad altri artisti con cui collaboriamo, del mondo del teatro, della danza, del cinema, eccetera, è, passatemi il termine, è resistenza, insomma, in qualche modo. Per cui abbiamo proprio bisogno di questa unità di intenti, di non disperderci e di non abbatterci. Siamo, insomma, una piccola squadra. Ci fa piacere che sia arrivata questa cosa a te, che insomma l'hai espressa, e speriamo di riuscire a veicolare questa idea nostra di stare in gruppo, insomma. Ci sono altre domande? Sì. Prego. Giorgio, una curiosità da un punto di vista discografico, perché in tanti anni evidentemente avete anche prodotto diversi dischi. Come vi producete? Nel senso, siete completamente autonomi con questo tipo di musicalità? Evidentemente tu la rappresenti in questo momento, ma io immagino che dietro ci sia un lavoro fatto da tutti e 5, no? Sì, lo confermo.
e non solo, nel senso che noi abbiamo pubblicato 4 dischi, l'ultimo è uscito qualche mese fa, per una etichetta discografica di Verona che si chiama Azzurra Music, che come dire, coraggiosamente ha creduto in noi sin dall'inizio, e secondo me ha fatto bene, ma non perché naturalmente parlo di me stesso, ma in generale è un'intuizione interessante quella di, anziché inseguire, che ne so, l'idea di fare successo magari, sai, con il cantante che fa il singolo radiofonico, che poi abbiamo visto insomma che non sempre paga, un po' come giocare al lotto, se ti va bene, però molto spesso ha preferito puntare su qualcuno come noi che costruisce giorno dopo giorno, piano piano, lentamente sul territorio la propria presenza, insomma, e per cui pur non avendo la visibilità dei mezzi televisivi e le radio, quelle diciamo mainstream, non passano i nostri pezzi o raramente, siamo ancora aperti, la bottega è ancora aperta, continua a lavorare e facciamo il nostro mestiere meglio che possiamo. Non mi ricordo più qual è la domanda, scusa. No, però va bene così, nel senso che con il tipo di proposta che fate, alla facciaccia di tutto quello che non passa attraverso la radio e la televisione. Ma sì, secondo me c'è tutto un mondo e c'è anche il bisogno di assaggiare, come dire, dei cibi musicali diversi rispetto a quelli, per carità, buonissimi che ti propone la televisione. A me magari non piacciono, però nella vita bisogna provare di tutto. Noi proponiamo il nostro piatto sperando che possa piacere. Insomma. Fate bene. Grazie. I brani presentati hanno una forza grintosa, ma efficace anche sul piano melodico. Avete suonato anche fuori dai nostri confini. Che idea il pubblico straniero si è fatto di ciò che ruota intorno alla musica italiana? Viene apprezzata nei paesi dove vi siete esibiti? Allora, c'è da dire che all'estero è molto forte una visione, come dire, folcloristica un po' stereotipata della musica italiana, legata magari all'immagine che è veicolata dai film, cose di questo genere. Noi abbiamo avuto la fortuna di esibirci all'estero e abbiamo notato proprio come dire, lo stupore da parte del pubblico di non trovarsi dei tipi vestiti da pizzaioli così, o da gondolieri o robe del genere. No, lo dico perché abbiamo suonato all'estero e non abbiamo fatto le grandi tournée naturalmente teatrali dei grandi artisti, ci siamo esibiti magari in contesti più piccoli, in piccoli festival, cose del genere. Però in diversi paesi. Però in diversi paesi. Ma guarda, è stata una cosa molto bella quando siamo stati in Messico qualche anno fa. Abbiamo fatto 10 concerti, era un progetto di cui noi facevamo parte, rappresentavamo la musica moderna veneta, poi c'era un coro di quelli che cantavano le canzoni di montagna, degli attori che facevano la commedia dell'arte, no? E siamo andati in Messico a suonare per i discendenti dei migranti veneti di fine Ottocento, che conservano ancora magari il nome e cognome italiano, però ormai sono messicani a tutti gli effetti. Ed quella è stata ad esempio un'esperienza molto bella, perché, come dire, ritrovavano un po' della loro italianità nella nostra proposta e vedevano cosa succede in Italia, perché loro naturalmente la vedono da lontano e spesso fanno fatica a capirla. Finivamo il concerto facendo, dopo aver suonato le nostre canzoni, cedevamo alla tentazione di suonare Volare di Modugno naturalmente, e poi dicevamo che per salutarli avremmo intonato un canto tradizionale delle nostre parti, e appena sentivano le prime note di Besame Mucho gli immigrati si emozionavano e piangevano, e noi con loro peraltro. Grazie. Prego. Bene, mi sembra che non ci siano altre domande, ti ringraziamo. Ciao, grazie.